Abbiamo finanziato una macchina che è fondamentale per la linea produttiva di trasformazione del nostro prodotto, specialmente il riso, ma che può essere applicata ad altri prodotti che produciamo, che è una selezionatrice ottica. È un'ottica di nuova generazione, vuol dire che noi attraverso una foto del prodotto selezioniamo piccoli difetti che vogliamo eliminare, per cui l'ottica poi con il passaggio del prodotto a cascata seleziona questi difettini e li elimina. Applichiamo la tecnologia all'ultima sfera tecnologica a una lavorazione che comunque è artigianale, quindi riuscire a unire questo compromesso tra tecnologia molto avanzata e lavorazioni artigianali come una volta è un bellissimo binomio. L'agricoltore dovrà abituarsi a non rimanere semplicemente nella filiera di io produco, poi vendo il grande quantitativo agli altri, agli industriali, ma dovrà sforzarsi sempre di più di arrivare al prodotto finito o di avvicinarsi, magari facendo anche delle collaborazioni. Ci sono vari bandi per riuscire a fare anche rete, no? Che è importantissimo, ma è rimanere sempre a contatto con la realtà finale.